Polesana. Smantellata la banda che ha messo a segno il clamoroso furto di gioielli a Palazzo Ducale, la mente del gruppo incastrata dalla foto di un anello su Facebook. Il raccordo di Marghera è tra le strade più pericolose d'Italia, a certificarlo lo studio realizzato dall'ACI sulla base degli incidenti stradali registrati nel 2017. Riordino della rete elettrica e nuova stazione a Volpago del Montello, 18 sindaci si appellano alla Regione per la salvaguardia del territorio e propongono una linea interrata lungo l'autostrada. L'azienda che gestisce i negozi di punti di ristorazione all'aeroporto Marco Polo cerca personale da assumere, a dirlo l'amministratore delegato. Il meteo porta con sé l'estate di San Martino dalla prossima settimana, ma accanto alle temperature alte sopra le medie stagionali ci sarà anche la nebbia. Ed intanto a Marghera si festeggia il San Martino con 900 dolcetti donati ad anziani e bambini e una grande festa battendo le pentole. Sport basket, domani l'Umana Reyer sarà a Sassari per affrontare una squadra che coach De Raffaele definisce tosta. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura ancora anche quest'oggi l'arresti per il clamoroso furto della banda che ha messo a segno il colpo a Palazzo Ducale lo scorso gennaio. Ebbene, la mente del gruppo è stata incastrata da una foto su Facebook. Sentiamo. Avevano tentato 2 volte prima di mettere a segno il clamoroso colpo dell'anno a Palazzo Ducale lo scorso 3 gennaio, nell'ultimo giorno di apertura della mostra Tesori del Moghul e del Maharaja, dedicata alla collezione privata dello sceicco Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar. Sono stati arrestati tra mercoledì e giovedì Trazza Gabriel Istria in esecuzione di mandati di arresto europei e grazie alla collaborazione con la polizia croata i 5 componenti della banda. 4 croati tra i 43 e i 60 anni, uno serbo bloccato alla frontiera. Hanno dimostrato una grandissima capacità criminale e uno sprezzo, come dire, anche del pericolo in cui si muovevano. Come ho detto prima, si è trattato di 3 tentativi e solamente al terzo sono riusciti a raggiungere l'obiettivo, quindi dimostrando anche una capacità di gestire un'attività di questo genere in un luogo pubblico, pieno di gente, con i sistemi di videosorveglianza notoriamente in funzione e quindi una capacità criminale rilevante che è stata sottolineata nella misura cautelare. Un'indagine condotta magistralmente con l'unione di strumenti investigativi innovativi. Sono stati messi in campo tutti gli strumenti di indagine in questa attività investigativa che inizialmente sembrava priva di elementi. Ai consueti strumenti investigativi, peraltro piuttosto complessi, ne sono stati affiancati di nuovi come l'intelligence delle fonti aperte, l'intelligence dei social media, da cui sono stati ricavati elementi utili e anche confronti molto sofisticati operati dalla nostra polizia scientifica sulla fisionomia e perfino sulle altezze delle persone riprese a Palazzo Ducale. Secondo gli investigatori il 65enne croato Vinko Tomi sarebbe la mente del furto di gioielli, già ricercato in Svizzera per un furto di diamanti e per gli inquirenti legato a numerose rapine commesse in tutto il mondo. Ad incastrarli è stata in particolare una foto postata su Facebook da Tomic. Attraverso un controllo incrociato di immagini, gli investigatori hanno riconosciuto l'anello che indossava lo stesso giorno del furto. È uno degli elementi che ha consentito, attraverso l'analisi dei profili Facebook, di stabilire una possibile identificazione tra una persona ritratta a Palazzo Ducale e uno degli indagati. La banda è accusata di concorso in tentato furto e concorso in furto aggravato. I 5 indagati sono in carcere in attesa dell'estradizione. Dei gioielli rubati, nessuna traccia. Allo stato i gioielli non sono stati ritrovati, sono in corso ancora delle perquisizioni in territorio straniero. Certo, il tempo trascorso dal fatto, che ricordiamo è dei primi di gennaio 2018, non fa ben sperare, almeno allo stato, sul ritrovamento dei beni sottratti. Nel prossimo servizio ripercorriamo le tappe del clamoroso furto a Palazzo Ducale.
c'era un'attività di paro, attività di soggetti che controllavano che non si avvicinassero altre persone, c'era un autista, c'era chi ha recuperato materialmente l'area furtiva subito dopo il furto per permettere a chi ha commesso il furto di uscire fuori e quando lo inquadravano dalle telecamere è fermata l'uscita, non aveva niente addosso. E quindi erano dei ben definiti, finalizzati alla perfetta riuscita del colpo. E così è stato. Dopo i 2 tentativi il terzo è andato a segno e come si vede nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza fondamentali poi per l'analisi degli investigatori, i ladri sono riusciti ad aprire la teca e portare via con la massima tranquillità una spilla e un paio di orecchini tra i più preziosi della prestigiosa collezione Altani, con un valore che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Nella sala erano in 3 e dopo essersi allontanati da Piazza San Marco sono fuggiti verso Piazzale Roma, dove ad aspettarli c'era un quarto uomo con una macchina che li ha portati subito all'estero. Da quel momento non è stato semplice per gli investigatori mettersi sulle loro tracce. Gli elementi iniziali erano talmente pochi che non facevano ben sperare. L'attività è stata proprio tesa a valorizzare i pochi elementi che essenzialmente erano all'inizio solo quelli rilevabili dalle telecamere interne a Palazzo Ducale. Le indagini stanno proseguendo. Ed ancora cronaca perché è stata sgominata dai carabinieri una banda specializzata in razzia delle auto in sosta, colpivano soprattutto tra le province di Padova e Venezia. Mentre il pescatore tiene d'occhio la canna da pesca, qualcuno sta tenendo d'occhio la sua automobile con intenzioni che non appaiono benevole. Stessa scena mentre una signora carica le borse della spesa nel portabagagli. A 2 passi agisce viceversa chi sembra voler alleggerire il peso dell'automobile. Se a volte un'immagine vale più di tante parole, queste fotografie scattate dai carabinieri di Padova documentano, secondo l'Arma con sufficiente eloquenza, la spregiudicatezza delle azioni di cui è accusata una banda di 3 persone di origine sinti, tutte peraltro appartenenti alla stessa famiglia, residenti tra Cavarzare e Padova. Al terzetto vengono contestati 20 furti, soprattutto di contanti e carte di credito, da automobili in sosta tra le province di Padova e Venezia, per un valore totale di 30.000 euro. Esattamente, avevano un modus operandi questi 3 indagati molto particolare ed era caratterizzato da straordinaria spregiudicatezza. Avvicinavano questi veicoli sulla pubblica via, ma anche nei parcheggi nella città di Padova, ma anche della provincia soprattutto, ma partendo comunque dalla città di Padova, verificavano l'assenza dei proprietari dal veicolo e, approfittando della prima favorevole occasione, asportavano il materiale all'interno, che potevano essere portafogli ma anche bancomat, carte di credito. Nel mirino non c'erano solo le automobili, in un caso era stato visitato un pullman da 55 posti sulla Romea, oppure ancora alleggerito un camion con gli effetti personali degli addetti ad un cantiere. Partivano esattamente dalla città di Padova, poi percorrevano le strade facendo anche centinaia di chilometri al giorno e percorrendo strade sia dei centri dei comuni ma anche strade arginali e zone defilate, anche centri commerciali, e quindi avvicinavano questi veicoli e colpivano nel momento in cui i proprietari si allontanavano, o infrangendo il finestrino con oggetti contundenti o approfittando del fatto che le vittime lasciassero aperte i veicoli stessi. I fatti contestati risalgono al periodo tra aprile e ottobre 2017. Per il terzetto è stato disposto un arresto e 2 obblighi di dimora. Il modus operandi del gruppo fa comunque sospettare che gli indagati possano essere responsabili di altri colpi. Le indagini continuano. E adesso allo scalo Marco Polo di Tessera, dove l'azienda che gestisce i negozi di punti di ristorazione cerca personale da assumere. A dirlo l'amministratore delegato della filiale italiana proprio oggi, giorno dell'inaugurazione dell'area commerciale al termine di un lavoro durato 10 anni. Vediamo. Allo scalo aeroportuale Marco Polo di Venezia è l'azienda che gestisce il duty free insieme ai diversi punti di ristorazione e praticamente tutti i punti vendita a gestione diretta e indiretta. Si chiama Lagardère, azienda internazionale la cui filiale italiana si trova nel veneziano a Marcon e cerca personale da assumere. Siamo sempre alla ricerca di persone. La chiave è avere persone qualificate, perché soddisfare una clientela internazionale in un aeroporto significa anche parlare tante lingue, avere un'attitudine al servizio che magari in altre situazioni non è così richiesta. Il progetto di assunzione del personale si inserisce nell'ambito della più vasta opera di ampliamento dello scalo, che giunta alla conclusione di una prima fase, ora ne vedrà il completamento con il rinnovo dei punti vendita presenti al secondo piano.
Quindi siamo sempre alla ricerca di persone in gamba. Progetto che in collaborazione con Save, la società di gestione dell'aeroporto, ha trovato un supporto fruttuoso e decisivo. Noi quest'anno raggiungiamo e superiamo gli 11 milioni di passeggeri come aeroporto di Venezia e il nostro traffico è un traffico che vede una componente straniera molto importante, vuoi perché Venezia è una destinazione turistica importante, ma anche perché, come dire, la stessa Regione Veneto ha poi un portafoglio di offerte turistiche importanti, così come anche la seconda regione in Italia per crescita del PIL, quindi c'è anche un importante percentuale, quasi il 50% di traffico business. Movimento di passeggeri che nell'impresa a rete dell'organizzazione produttiva dell'aeroporto genera economia come effetto moltiplicatore per l'occupazione, a conferma dei dati positivi diramati nelle scorse ore dalla Banca d'Italia della sede di Venezia, con il Veneto che rispetto alla media nazionale vede un quadriennio di crescita dal 2013, in particolare per gli under 35 e gli over 55 proprio sul fronte del lavoro. In Italia l'azienda sviluppa circa 350 milioni, a livello mondiale 4 miliardi e mezzo con la divisione travel retail. Riordino della rete elettrica e una nuova stazione elettrica a Scorzè e Volpago del Montello. 18 sindaci tra le province di Venezia e Treviso compatti si appellano alla Regione per la salvaguardia del territorio. Sentiamo. Il progresso tecnologico oggi deve essere concepito nel rispetto dei valori del territorio e delle comunità che lo abitano e quindi i beni comuni come il Sile, che è il più lungo fiume del Risorgiva d'Europa, o il Montello, che è uno scrigno di valori ambientali e storici, vanno tutelati. Nuove stazioni elettriche a Volpago del Montello e Scorzè con conseguenti elettrodotti che attraverseranno le province di Treviso e Venezia. I sindaci di 18 comuni dicono no a Terna e convergono sulla medesima proposta, quella della linea interrata lungo l'arteria autostradale, un fronte compatto, quello dei comuni interessati a vario titolo dal progetto di Terna. Qui a Volpago Terna prevederebbe la realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione che dovrebbe occupare un'area di 8 ettari a ridosso dell'area già occupata dalla pedemontana veneta. La linea passerebbe nel pieno del parco regionale del fiume Sile, nell'area appunto identificata come la Palude del Barbasso, ma anche su altro territorio comunale. Per noi sarebbe veramente una cicatrice non indifferente. Compatti dunque i sindaci, a prescindere dal colore politico, si rivolgono alla Regione Veneto. Qui c'è da salvaguardare sia gli interessi delle imprese e della razionalizzazione del sistema di distribuzione elettrica, ma c'è anche da salvaguardare gli interessi del territorio, dell'ambiente, del paesaggio. Occorre un punto di sintesi e l'unico ente che può fare questo punto di sintesi, secondo noi, è la Regione Veneto. Mi pare che quello che è uscito qua oggi sia la linea giusta, i sindaci uniti che chiedono alla Regione di aiutare i sindaci per trovare una soluzione unitaria nell'interesse di tutto il territorio. Il raccordo di Marghera è tra le strade più pericolose d'Italia. A certificarlo lo studio realizzato dall'ACI sulla base degli incidenti stradali registrati nel 2017. Con una media di 11,33 incidenti per chilometro, il tratto di strada veneziana segue solo alla A24 di Roma, che detiene il primato con oltre 17 incidenti per chilometro. Da segnalare inoltre che anche la Padana Superiore, nel tratto veneziano, risulta una strada tra le più pericolose per le due ruote. In questo caso l'indice di mortalità è molto più elevato rispetto a quello delle quattro ruote, più di 3,8 morti ogni 100 mezzi coinvolti in incidente rispetto all'1,4 delle auto. Lungo i suoi 31 chilometri nel 2017 si sono registrati 56 incidenti, di cui 29 hanno coinvolto motocicli e biciclette, con un'incidenza pari all'1,77 incidenti per chilometro. Ed ora, in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Salute a Venezia previsti per venerdì prossimo, 16 novembre, vediamo quelle che saranno le limitazioni al traffico acqueo in Canal Grande.
L'inaugurazione e la benedizione del ponte votivo sul Canal Grande è previste per venerdì prossimo 16 novembre alle 11 alla presenza delle autorità cittadine e del Patriarca. Poi, come sempre, prenderà il via il tradizionale pellegrinaggio alla Madonna della Salute con la comunità che rinnoverà l'antichissimo voto, quello con cui 4 secoli fa la Repubblica Serenissima, al termine della terribile pestilenza che minacciava di distruggere Venezia, decise di erigere una nuova chiesa intitolata a Santa Maria della Salute, appunto. Anche quest'anno, come ogni anno, verrà allestito il ponte provvisorio su barche che attraversa il Canal Grande e collega la zona di San Mosè e Santa Maria del Giglio con la Basilica per consentire il passaggio della processione, occasione per la quale il Comune ha emanato l'ordinanza che regola le limitazioni alla navigazione in Canal Grande, in particolare per mercoledì 14 o giovedì 15, a seconda delle condizioni meteorologiche, dalle ore 7 del mattino fino alle 18 e comunque fino alla conclusione delle operazioni di allestimento del ponte votivo. La circolazione nel tratto di Canal Grande interessato dal montaggio sarà consentita a senso unico alternato nel suo tratto centrale. Ultimato il ponte, da mercoledì 14 fino alle ore 15 di giovedì 22 novembre, il transito sarà invece consentito attraverso il varco centrale esclusivamente alle imbarcazioni con larghezza e altezza inferiori rispettivamente a 4,5 metri e 3,7 metri, con precedenza ai mezzi del servizio pubblico di linea. L'approdo CTV di Santa Maria del Giglio sarà sospeso dalle ore 8 di lunedì 12 novembre fino alle ore 17 di venerdì 30 novembre, mentre la fermata sussidiaria CTV Salute sarà invece operativa fino a venerdì 23 novembre. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Andiamo subito a Marghera con il rinnovarsi della tradizionale festa del Batter San Martin. Vediamo. San Martin dai Sofia, a trovare sono vista non leggera, San Martin col tuo patera. Sono i 150 pulcini in rappresentanza della carica dei bimbi delle 9 materne del territorio, con i ragazzi del CEUD e gli ospiti del centro Don Vecchi, distribuiti per tutti ben 900 dolci di pasta frolla di San Martino, a cavallo con la sua spada, ricoperto di cioccolatini, caramelle e zuccherini. Oggi nel municipio di Marghera i commercianti di Marghera hanno consegnato i San Martini offerti dalla pasticceria Miledi alle scuole del territorio. Marghera 2000, Catene 2000 e Vela hanno realizzato questo in collaborazione con il Comune di Venezia, in modo che i bambini riscoprano le tradizioni e vivano insomma questi momenti di gioco, di canto e di comunità. Bimbi e adulti tutti insieme in corteo nel Batter San Martin, battendo pentole e coperchi nel tradizionale appuntamento abbinato alla ricorrenza del Santo di Tours, in marcia e poi in sosta presso i negozianti di Piazza Mercato. Una festa molto sentita nel territorio e diffusa ovviamente dappertutto. Abbiamo, come avete visto oggi, qui a Marghera, poi ci sarà qualcosa a Catene, a Zelarino Forte Mezzacapo, a Chirignago, a Venezia e quindi è a Favaro. Appuntamento che per la prossima stagione potrebbe spostarsi di sede, come spiega il coordinatore dell'Associazione Commercianti Marghera 2000 e Catene 2000. Ogni anno il San Martino che cresce e riempie la sala della municipalità di Marghera. Per l'anno prossimo si sta già pensando a un'altra location molto più comoda per accogliere tantissimi altri bambini di tutte le scuole materne di Marghera e Catene. Ed ora siamo alla pagina dello sport con il basket. l'Umana Reyer va a Sassari per affrontare una squadra che coach De Raffaele definisce davvero tosta. Sentiamo. La sesta giornata di Serie A vedrà l'Umana Reyer affrontare Sassari sul parquet avversario sabato alle 20. In una settimana impegnativa, soprattutto per sia la qualità degli avversari che stiamo incontrando, ma anche per l'impegno di queste trasferte. Incontriamo una squadra che giustamente ha costruito un roster secondo me di altissimo livello, molto lungo, perché conta 13 giocatori, quindi con un turnover che riguarda fino a questo momento ha riguardato il player uruguaiano Parodi, un roster molto lungo ma soprattutto un roster di grandissima qualità, una squadra che è un club che giustamente
visto il passato, ambisce a essere tra le primissime di questo campionato, sta facendo un ottimo cammino anche in FIBA Europe Cup, è una squadra che in casa certamente aumenta e di molto il proprio potenziale, e una squadra che quest'estate ci ha battuto in maniera netta e decisa e molto molto forte, quindi queste sono tutte cose che fanno sì che la trasferta sia di per sé sempre una cosa difficile, perché si parla del campionato italiano, per di più una trasferta impegnativa, ripeto, perché davanti abbiamo una signora squadra che sta lottando per tornare ai fasti che giustamente ha sempre avuto. Coach De Raffaele si aspetta una partita dura che va affrontata con lo spirito giusto, soprattutto alla luce dei trascorsi con Sassari. Abbiamo dal punto di vista fisico i soliti problemi con Washington e Mazzola, più Julian Stone che non si allenerà, ma che credo sarà della partita, però non si allenerà. Mi aspetto una partita come è stata quella di questo prestagione da parte di Sassari, una partita molto aggressiva, molto fisica, molto dura, aggredendo tanto ogni situazione. Dovremmo giocare secondo me una partita molto matura. Sono anche curioso, essendo comunque a un primo scorcio di campionato, anche se abbiamo già giocato 10 partite, sono curioso di vedere la nostra consistenza mentale in settimane lunghe e difficili come queste. E siamo ora al meteo in chiusura di questo telegiornale. Ci attendono delle giornate caratterizzate da un clima sicuramente molto caldo per questa stagione, la cosiddetta estate di San Martino, ma giornate gravate dalla nebbia. Quindi io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse con locali foschie un po' su tutte le pianure e sulle vallate alpine, in rapido dissolvimento col passare delle ore. Dal pomeriggio maggiori schiarite soleggiate, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 11 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 13 e 16 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione. Il tempo sarà asciutto e stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, in particolare sui settori montuosi. Maggiori schiarite sulle pianure. Temperature minime tra 10 e 12 gradi. Massime comprese invece tra 14 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie sulle vallate del Trentino. Sarà un po' più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.